Rientra in quei controlli che noi facciamo ormai da un po' di tempo sulle attività commerciali in genere, con la collaborazione di altri enti. Eravamo partiti con la Camera di Commercio sul controllo della qualità dei beni, adesso con l'Arma dei Carabinieri e l'Ispettorato del Lavoro su questa attività di somministrazione di alimenti e bevande, completamente sprovvista di qualsiasi tipo di autorizzazione, sia da un punto di vista amministrativo sia da un punto di vista di sicurezza alimentare. Quindi siamo intervenuti appunto venerdì sera, per quanto ci riguarda abbiamo elevato sanzioni per circa un 10.000 euro e abbiamo sequestrato sia i prodotti che aveva all'interno del locale, sia le strumentazioni e le attrezzature che utilizzava, dall'affettatrice professionale quindi alle circa 200 bottiglie di vino, agli affettati, ai formaggi che aveva all'interno del locale. Beh, intanto c'erano una serie di persone che lo frequentavano, ancorché il locale era aperto soltanto da un mese. E soprattutto quando siamo intervenuti abbiamo trovato delle cameriere che erano intente a servire ai tavoli. Da qui anche i controlli sull'aspetto previdenziale e quindi di collocamento alla manodopera, abbiamo visto che le due cameriere erano in nero e il gestore si è giustificato dicendo che era un circolo privato. Quando abbiamo chiesto agli interessati se fossero soci o meno, loro ci hanno risposto assolutamente di no. Quindi un'attività completamente irregolare in pieno centro, che devo dire è stata sospesa, chiusa, grazie all'intervento congiunto insieme ai vigili urbani del comando di polizia locale del comune di Conegliano e alla compagnia dei carabinieri che ha agito congiuntamente al nucleo ispettorato carabinieri per l'ispettorato del lavoro.